miglior modo per vivere un luogo è viverlo all'interno di un bed and breakfast, e all'interno del salone del camper dobbiamo arrivare vivendo una giornata in toto. Quindi siamo arrivati nel nostro itinerario all'interno del bed and breakfast Cancabaia a vivere quello che è il territorio parmense. Vogliamo spiegare un attimino qual è la strategia, anzi o meglio la filosofia di questa vivere in questo territorio, provandone i gusti. Bruno titolare insieme a Simona la moglie. Cancabaia, prima di tutto perché Cancabaia e che cosa esprime questa filosofia di vita? Direi una vita molto semplice e autentica. Cancabaia penso si identifichi da solo. Abbiamo cani, al momento di decidere il nome del nostro bed and breakfast stava facendo confusione e così ci è venuta l'idea di chiamarlo Cancabaia. Spieghiamo un attimino com'è l'arrivo all'interno di questa struttura e cosa voi offrite a tutte le persone. Allora, prima di tutto la natura. La natura. E giusto. poi l'arrivo ovviamente l'accoglienza. Direi l'ospitalità familiare. Diciamo che i nostri ospiti alla fine del percorso qua a casa nostra, quello che apprezzano è proprio di essere come a casa, è quello che noi vogliamo offrire e poi è quello che noi vorremmo un po' ritrovare quando giriamo i posti in Italia, all'estero, e ci piace trovare la familiarità e quindi è quello che vogliamo offrire ai nostri ospiti. Il breakfast diciamo che è una cosa a cui noi teniamo tanto, quindi sono prodotti locali assolutamente, della nostra tradizione culinaria parmense, perciò prosciutto e formaggio per chi lo gradisce e ovviamente marmellate, torte fatte in casa. Cerchiamo di avere tutti i prodotti locali, quindi anche frutta possibilmente biologica, yogurt, latte delle aziende agricole, vogliamo offrire quello che è veramente il prodotto locale anche nostro, della nostra produzione. E noi continuiamo a girare per il camper, ci aspetta con tante novità e questo è l'inizio di una lunga giornata. Eccoci qua, siamo arrivati ad uno degli appuntamenti ai quali non potrete mancare, il Salone del Camper 2010 qui a Parma. 100.000 metri quadrati di esposizione dedicati a caravan, camper, tende e a tutti i percorsi itinerari per tutti coloro che vogliono vivere una giornata o comunque una vacanza all'insegna di nessun limite spazio-temporale. E quindi entriamo a scoprire quali sono le novità di questa nuova esposizione dedicata alla cittadina di Parma e alla rivalutazione di quelle che sono le enogastronomie, ma tutte quante da scoprire con un mezzo che sia un mezzo senza confini. E quindi entrate con noi in questo nostro nuovo percorso Weekend e dintorni. Beppe De Simone, segretario generale dell'Ente Fiera di Parma. Salone del Camper, prima edizione, si apre e si sposta da Rimini a Parma. Noi abbiamo presentato un progetto all'Associazione Produttori Camper che abbiamo poi realizzato, siamo riusciti a coalizzare attorno a questo progetto anche le altre associazioni, Promocamp, Astrocamp, Confedercampeggi, tutte le aziende anche estere che operano in Italia. Quindi abbiamo offerto innanzitutto una panoramica completa della produzione sia di mezzi che della componentistica, tende, quindi il panorama generale di tutto ciò che è attrezzatura per il turismo all'aria aperta. La seconda operazione che abbiamo fatto questo è un settore che ha bisogno, di allargare la sua base di utenza, quindi una campagna di comunicazione molto vista, molto seguita, che è durata tutta l'estate, e un'impostazione della fiera, da fiera automotive a fiera del turismo all'aria aperta. Quindi abbiamo realizzato insieme al CISET di Ca' Foscari il primo osservatorio del turismo en plein air. Dai dati si vede come non sia un turismo minore, che sia un turismo come il turismo all'aria aperta, sia un turismo con percentuali di crescita più interessanti di altri tipi di turismo, sul quale quindi vale la pena di investire.
Ed entriamo nel dettaglio di questo salone del camper, grandissimo riscontro, tantissime presenze perché? Perché c'è tanta professionalità e quindi entriamo nello specifico nell'azienda che è Camping Sport Magenta, specializzata soprattutto nella vendita di marchi rinomati di camper, ma non solo. Giulio Cusmai, titolare di questa azienda, giovanissimo tra l'altro intenditore. Perché scegliere un camper? Come scegliere e selezionarlo? Per scegliere un camper calcoliamo che partiamo dai 30.000 euro per un mezzo nuovo fino ad arrivare a quasi 100.000 euro dei nostri marchi premium. In base alla richiesta della clientela che abbiamo possiamo scegliere tra una varia gamma di modelli, partendo appunto magari da una novità di quest'anno che è il motorhome McLuis. E naturalmente la vita in camper è uno stile di vita, si parte, non si hanno itinerari, non si ha tempo, non si ha soste dove mi devo fermare, prendere l'aereo, traghetto, mi fermo dove voglio, vivo come voglio e con chi più amo. Che cos'è che colpisce chi ama l'avventura nella scelta del camper? La funzionalità di un mezzo, quindi una volta acquistato il camper va attrezzato, accessoriato con qualunque accessori più vari, comunque pannello solare, antenna stellitare. Abbiamo un grand market di 1000 metri quadri dove esponiamo all'incirca 12-13 mila accessori, dal semplice ricambio per l'autoveicolo all'accessorio più costoso e più esclusivo. Noi siamo rivenditori McLuis, Arca, Challenger, Jotti Line e Weisberg. Il nostro sito è www.campisportmagenta.com. Noi siamo a Magenta, in Corso Europa 2123, a Magenta, in provincia di Milano, a 2 km dall'uscita di Arluno sull'autostrada Milano-Torino. Posso dire non avrete più confini? Bene, speriamo. Possiamo dire. My aimless love, my angry heart, my desire. I woke with wings from lucid dreams. Entriamo nell'azienda AI System di Verona con il suo titolare Luigi Tognetti. Ma che cosa cercano per il 2010? Di implementazioni tutti gli amanti di questa vita all'avventura che comunque non abbia confini spazio-temporali. E che cosa offre la vostra azienda come grandissima novità? La novità principale che presentiamo quest'anno al Salone del Camper è la nuova meccanica Renault Master Euro 5. È una meccanica nuova, inoltre come tradizione da molto tempo noi siamo specializzati nella monoscocca in vetroresina che caratterizza la nostra produzione e offriamo appunto alla nostra clientela a fronte di forse un esborso maggiore al lato dell'acquisto notevoli vantaggi rispetto al comune camper o assemblato a pannelli. AI System è un'azienda che lavora la scocca in vetroresina. Perché noi è circa una trentina d'anni, diciamo anche meno, che siamo nel settore e siamo specializzati da più o meno una ventina d'anni in monoscocca in vetroresina e questo sistema di lavorazione dà notevoli vantaggi al cliente finale in fatto di robustezza, aerodinamicità, facilità di riparazione e coibentazione, che sono le cose fondamentali perché ricordiamoci che questa è una piccola casa su 4 ruote e noi cerchiamo di dare il massimo al nostro cliente pur cercando di contenere anche il prezzo e offriamo dotazioni sia come meccanica che come accessoristica interna, offriamo dotazioni di livello elevato. Ecco. Come poter entrare nei meandri di tutte quelle che sono le vostre offerte a mezzo del mezzo più conosciuto che è quello multimediale? Lo diamo questo riferimento? Sì, il nostro indirizzo è www.aiesystem.net. E arriviamo a vedere che cosa la nicchia vuole curato nel minimo dettaglio con un'azienda che è la IVR di Latina che da poco tempo, dal 2006, entra in questo settore per curare cosa? Con Salvatore Papagno titolare andremo a spiegare come nasce questa azienda e soprattutto che chi va a colpire e per soddisfare quale tipo di esigenza. L'azienda nasce nel 2006, siamo giovani del settore e niente, stiamo cercando di poter